Ciao a tutti cari amici di Alte Montagne e ben ritrovati nel canale a questo nuovo appuntamento. Oggi è il 6 febbraio 2021 e siamo qui in Val Zoldana e più precisamente in Val Pramper, dove io e Mattia andremo a svolgere una semplice camminata sulla neve con le ciaspe fino, speriamo, a Malga Pramper. Il tempo è così così, ma sembra che non minacci pioggia o rovesci, e quindi procediamo e con il nostro motto: zaini in spalla, passo deciso e sicuro e prudenza sempre. Ciao a tutti, ci vediamo dopo. Eccoci qua cari amici, stiamo percorrendo il sentiero CAI 523 e il panorama che abbiamo è stupendo, è tutto innevato e anche lo spessore del manto nevoso è bello consistente. La giornata è così così, ma la temperatura è buona, ci sono circa 0 gradi, per cui si riesce a fare una camminata anche con una temperatura decente, ecco.
Eccoci qui, siamo circa a un'ora e 15 di cammino da quando siamo partiti da Forno. Siamo sempre sul sentiero 523 che non abbiamo ancora messo le ciaspole perché non è per il momento necessario, perché la strada è stata preparata probabilmente da qualcuno, e ci tenevo a fare un piccolo saluto. Volevo salutare il gruppo Facebook di Sentieri e Rifugi della Val di Zoldo, dove sono iscritto e che seguo quotidianamente. Ringraziare tutti gli amici del gruppo, ecco, perché sono veramente persone simpatiche e danno sempre buoni consigli e buone indicazioni. Il gruppo è sempre ben seguito e allora ci tengo particolarmente a fare questo ringraziamento e questo saluto, insomma, ecco. Non dovrebbe mancare molto alla Marga, penso 5 minuti. Abbiamo appena dato un'occhiata alla cartina sentieristica qui della Val Zoldana e abbiamo appena sorpassato Pian dei Palui, che è un bellissimo pianoro molto suggestivo, pieno di neve, e adesso probabilmente dobbiamo fare qualche ultima salita e siamo arrivati alla Maiga. Comunque siamo partiti da circa 3 ore e 10, 3 ore e un quarto, e i tempi chiaramente in montagna durante il mese invernale sono dilatati rispetto all'estate, per cui c'è stata qualche fatica in più. Comunque il percorso agevolissimo, molto bello. Ringraziamo sempre chi l'ha preparato per i turisti e adesso siamo alle ultime curve. Bene, ci vediamo alla Maiga allora.
amici. Siamo giunti alla fine del nostro giro e siamo appena ripartiti da Maga Pramper. Abbiamo ripreso lo stesso sentiero dell'andata, stesso percorso, non c'è alternativa e nessun giro ad anello perché l'unico sentiero leggermente battuto è questo. Bene, abbiamo mangiato, ci siamo divertiti, abbiamo traspolato e spero vi sia piaciuto il video. Mettete un mi piace o lasciate un commento, ma soprattutto iscrivetevi al canale di Alte Montagne. Bene, vi saluto, al prossimo appuntamento. Speriamo ancora di rivedere questa neve così bella ancora nei prossimi giorni. Ciao a tutti!